Buongiorno a tutti cari amici, vediamo una partita in cui il grande, il sommo Anish Giri, lo chiamo il sommo perché è il maestro, no? Con tutte le cose che sa d'apertura, tutte le preparazioni con cui sconfigge anche avversari d'elite tra cui Carlsen. Ok, in cui il grandissimo Anish Giri perde contro un comune mortale, un giocatore sconosciuto quasi, Makarian, un giovane maestro internazionale sicuramente in grandissima crescita, che presto diventerà sicuramente un top player. E questa è un'altra prova che in questi tornei open i 2700 giocatori d'elite possono perdere con chiunque. Perché? Perché di solito loro giocano tra di loro a tantissimo, diciamo è molto meritevole arrivare a 2700-2800 e qua ci si arriva facendosi la gavetta anche nei tornei open, però questi giocatori d'elite li mantengono il loro elo così a lungo perché giocano solo tra di loro come se fossero in una bolla, e quindi purtroppo spesso tutte le volte che giocano, cioè purtroppo per loro, tutte le volte che giocano degli open, giocano con giocatori sconosciuti e perdono elo. Perché perdono elo? Perdono elo perché non si sa con chi gioca, si può giocare contro un giocatore in ascesa, non possono effettuare preparazioni così profonde come le effettuano quando giocano tra di loro, quindi non hanno così tanta esperienza, no? Quando giocano contro i comuni mortali, hanno meno informazioni e in più devono giocare contro la tendenza del gioco a pattare, perché il gioco degli scacchi giocato più o meno bene tende alla patta, e quindi un giocatore come Ghiri che con il nero deve vincere, deve prendersi a volte anche eccessivi rischi, giocare posizioni eccessivamente complicate. Se gioca un torneo chiuso tra top player va bene fare patta da nero, giocare per vincere, magari vincere con il bianco. In un torneo open bisogna vincere tutte le partite per un top player, e quindi anche questo è un altro fattore che li fa giocare peggio. Vediamo quindi cosa è successo in questa partita. Il bianco gioca di 4, quella giusta, in realtà anche il 4 è buona, però ok, di 4. Ghieri gioca a cavallo F6, C4 e 6, apertura più solida. Probabilmente contro cavallo C3 Anish Giri vuole giocare alfiere B4, no? Che sarebbe l'inizio indiana, però il bianco gioca cavallo F3 per giocare la catalana, che è un'apertura solidissima. Mi sembra tra l'altro che la catalana venga trattata nell'Accademia di Mattoscacco. E il bianco qua gioca, il nero gioca di 5, G3, quindi il bianco si accinge a effettuare l'arrocco corto dove il suo re sarà molto solido. Alfiere B4, alfiere D2 e alfiere E7. Qualcuno potrebbe dire, ma perché il nero perde un tempo per poi tornare con l'alfiere in E7? In realtà questa idea è abbastanza profonda, non è una perdita di tempo perché l'alfiere in D2 non fa molto, l'alfiere in D2 sta peggio che in C1 e soprattutto toglie la casella di sviluppo al cavallo. Il cavallo normalmente vorrebbe andare in D2, da cui difende C4 e appoggia in un futuro una spinta in E4, no? Un cavallo in D2. E il cavallo per il momento non potrà occupare questa casa perché ci sta proprio alfiere. Quindi qua il bianco gioca alfiere G2, arrocco C6, bianco gioca donna C2 e il nero gioca cavallo D7. Ecco, in questa posizione se l'alfiere fosse in C1 il bianco avrebbe cavallo D2 per preparare I4. Ora il bianco non ha questa mossa e cavallo C3, che è un'idea alternativa, si imbatterebbe per esempio in D per C4, no? Un pedone, il nero prende il pedone e magari lo difende, no? Quindi il bianco vuole evitare questa cosa. Gioca un'altra mossa, la mossa che gioca il bianco in partita è alfiere F4. Qual è l'idea del alfiere F4? Non so, o sviluppare le torri oppure mettere il cavallo in D2. Ecco, e il bianco ovviamente sa cosa fa. Ecco, adesso Anish Giri deve squilibrare. Allora, Anish Giri non vuole che il bianco gli giochi il cavallo D2, gli spinga in E4 perché otterrebbe un vantaggio standard della catalana. E quindi prova a dire, ok, se qua voglio squilibrare il gioco devo approfittare dell'alfiere in F4, che potrebbe stare male dopo cavallo D2. E quindi gioco H6. Anish Giri gioca H6 per togliere un po' di mobilità a questo alfiere. Il bianco ora, prima di giocare cavallo D2, gioca torre D1, torre al centro, che non va mai male. Anish Giri gioca A5, quindi è interessante in queste posizioni per prendere un po' di spazio nell'ala di donna. Ecco, a questo punto su cavallo D2
Qua a volte potrebbe seguire cavallo H5 in alcuni casi, e qua l'alfiere non ha grandi caselle, e per esempio anche in caso di E3 per consolidare e per prendere magari col pedone E, potrebbe seguire a volte in alcuni casi addirittura anche G5, no? L'alfiere non ha molte caselle, e se l'alfiere torna in E3 il bianco già rinuncia, no? A poter spingere in E4, ed è per questa ragione che quel bianco non vuole per il momento giocare cavallo D2, gioca cavallo C3, prepara E4, e è vero che questo pedone in C4 può cadere, però va bene, dopo D per C4 il nero sta rinunciando al centro, e dopo che il nero rinuncia al centro il bianco gioca cavallo D2 per riprendere il pedone. Il pedone ora non si può tenere facilmente, perché per esempio B5 lascerebbe in presa il pedone in C6, no? Il bianco prende in C6, tra l'altro con attacco doppio contro 8 e B5, è molto probabile che se per esempio se il nero sposta la torre non si sa bene dove, no? Perché qua cadrebbe anche, e su per esempio torre A7 o torre A6 per esempio è probabile che cada B5, poi magari cade anche C4, i pedoni neri cadono 1-1, quindi dà un pedone in più, perché un pedone è un pedone, crolla tutta la struttura, no? Quindi il nero avrebbe preso, il bianco nero, cioè avrebbe preso in C4 per poi perdere tutta l'area di donna. E cavallo B6 è possibile, però ecco, diciamo che questo pedone in più non si manterrà a lungo, perché non si può consolidare la struttura, il bianco potrebbe prendere spazio con E4 con grande vantaggio, il bianco starebbe meglio, potrà lavorare per riprendere C4 a più centro. Notare che donna per D4 è pericolosissima. Perché è pericolosissima? Perché il bianco potrebbe appunto ottenere un grandissimo vantaggio di sviluppo, per esempio con cavallo F3 la donna non ha nemmeno case, non può tornare indietro nella colonna, non può prendere in E4 perché ci sta il cavallo, deve tornare in C5, e dopo alfiere 3 i pezzi del nero sono tutti impicciati, la donna non può mantenere la difesa del cavallo, il nero perde un pezzo, se la donna si sposta il bianco prende in B6 vincendo la partita. Donna B5 non si può, in caso di donna B4 A3, la donna non ha case per mantenere il cavallo difeso, si può giocare donna B3, ma qui il bianco semplifica, un pedone in meno, ma sta per prendere il cavallo, sta cambiando il difensore, il bianco un pezzo in più e partita completamente vinta. Quindi torniamo indietro, dopo cavallo D2 qua Nishigiri decide di cedere il pedone e gioca a cavallo D5, quindi il bianco qua a questo punto si affretta a recuperare il pedone, però il nero prende in F4, il bianco deve prendere in F4 se no un pezzo in meno, e qua raggiungiamo la posizione che Nishigiri probabilmente voleva raggiungere, dove qua il bianco ha un po' più di centro, ha i pezzi molto attivi e il nero ha i pezzi alquanto passivi per ora, però ha la coppia degli alfieri, no? L'alfiere in C8 e l'alfiere in E7 potrebbe essere forte, l'arrocco del bianco potrebbe essere in alcuni casi leggermente indebolito, cioè da dire che il bianco ha più centro, una struttura molto solida, molto compatta, se gioca E3 tutti i pedoni si difendono tra di loro, poi magari il bianco gioca F5 va a stare anche meglio. Quindi qua nero gioca cavallo F6 E3, alfiere D7 per provare a svilupparsi, A3 per magari contenere possibili espansioni del nero nell'ala di donna, il nero gioca alfiere 8, uno sviluppo molto strano, molto inumano, che probabilmente Nishigiri, maestro delle preparazioni, si era ancora preparato a casa. Ora il bianco ha tante idee, un piano potrebbe essere giocare RH1, torre G1, alfiere F3, provare già a iniziare poi magari anche a raddoppiare i pezzi sulla colonna G, piano molto a doppio taglio, il bianco preferisce giocare con calma su entrambe le ali, torre C1, re H8, anche il nero non disdegna la possibilità di aprire la colonna G, donna B3, si attacca il pedone, il nero gioca donna C7 difendendole qua, donna B6, adesso il nero vuole avere del dinamismo, no? Il nero ha già fatto capire, visto che il bianco non ha fatto H1 e torre G1, il nero vuole fare H8 e torre G8, e quindi in un finale l'iniziativa del nero si neutralizzerebbe, ci sarebbe solo il gioco nella donna dove starebbe meglio il bianco, e quindi a questo punto Nishigiri gioca donna B8 per tenere le donne. L'idea del nero è tenere le donne, giocare torre G8 G5, cavallo E5 non fa molta paura perché l'alfiere in E8 apparentemente mal piazzato difende F7, quindi tutto sembra funzionare. Ma cosa succede in questa posizione? In questa posizione succede che il bianco gioca donna B3, dove la donna può tornare in gioco, ed ecco qua, se fossimo stati in un torneo d'elite dove Nishigiri non è in una situazione must win, il nero potrebbe giocare donna C7, il bianco potrebbe magari ripetere, no, la posizione.
è possibile che il bianco potesse ripetere la posizione. Perché guadagnerebbe elo, il bianco fa patta con un top player, poi forse il bianco avrebbe giocato, no? Però comunque in un torneo d'elite sarebbero aumentate le possibilità di una patta per ripetizione, ma qui Ghiri deve vincere, quindi non si pone nemmeno il problema di ripetere e continua, cambia e gioca torre G8, cambia lui. Il bianco allora gioca cavallo E5, ecco, e qua a questo punto penso che, qua sinceramente non so perché Anish Giri non abbia giocato G5, perché già ha fatto tutto questo piano per giocare G5, io penso che probabilmente penso che avesse paura forse di F5, con l'idea di mantenere la G chiusa e su per F5, poi anche la donna contribuisce ad attaccare F7. La posizione del nero potrebbe essere leggermente sgradevole, cavallo per F7, e su alfiere per F7, donna per, la donna bianca entra, su re G7, cavallo E5, posizione nera un pochino strana, un pochino debole, il bianco magari potrebbe giocare cavallo 2 F4, anche lui mettere la torre in G1, comunque la colonna F o G, le colonne F o G solo si apriranno se vuole il bianco, il re nero è alquanto debole. E un altro piano è cavallo 2 G3 per attaccare il pedone in F5, e il nero è nei guai. Ok, quindi qua dopo cavallo E5, il nero ha giocato alfiere D6, probabilmente per fortificare l'idea G5, perché se il bianco prende o spinge il cavallo in E5 è meno difeso. A questo punto il bianco ha giocato re H1, ci sta totalmente. Il nero ha giocato cavallo D5, il bianco ha giocato cavallo E4, vuole mantenere i pezzi, ci sta. E ovviamente alfiere per E5 sarebbe sgradevole per il nero, perché il bianco prende e poi può inserire un cavallo in D6. Il nero gioca A4, donna C2, a questo punto F6, perché questo cavallo è troppo forte, deve essere allontanato. Adesso il bianco cattura prima in D6 e dopo donna per D6 toglie il suo cavallo. Ecco, qua la posizione è molto tesa, perché il bianco ha un po' più spazio, il nero è solido, ma i pezzi del nero sono in posizioni strane. Quindi una buona preparazione di Ghiri ha ottenuto una posizione complessa, ma è complessa per entrambi, difficile da giocare per entrambi. Ora il bianco gioca F5, che è una mossa molto interessante. Il bianco usa il suo pedone più avanzato come ariete da sfondamento, alfiere F7, perché se si prende in F5, questi pedoni si cambieranno. Se il nero prende, la donna bianca si attiva. Il nero preferisce non prendere, ma farsi prendere per attivare l'alfiere. Il bianco prende, che era il suo piano, donna per E6, donna E4. Ed ecco qua che probabilmente il finale è circa pari. Anish Giri gioca a donna D7 perché gioca per vincere, ma questo implica più rischi per entrambi, anche per il nero. Il bianco gioca donna H4, torre D8, torre al centro, e il bianco si espande E4, finalmente. Cavallo E7, a questo punto donna G3, donna in G3 è forte, controlla tutte queste caselle. E a questo punto, secondo me, qua Ghiri perde il filo. Probabilmente qua Ghiri aveva già anche pensato tanto, non sapeva bene cosa fare. Qua secondo me sbaglia, perché dà il suo alfiere campo chiaro, che era molto forte, alfiere per C4. Dopo alfiere per C4, torre per C4, la posizione del bianco è molto solida, la torre attacca A4, che è una debolezza. Si potrebbe tornare in A8, che forse è uno dei mali minori, ma non ha molto senso dal punto di vista logico andare in D8 per tornare in A8. E se nero gioca B5, come poi è venuto in partita, il pedone in C6 risulta un po' debole, il cavallo rimarrà vincolato alla difesa di tale pedone. Più logico forse sarebbe stato, più facile, no? Guardandolo a casa, quindi era una posizione difficile, perché è una posizione anomala, e quindi è normale qua sbagliarsi. Però sembra, per chi vuole sapere, che per esempio i computer più forti consigliano che B5 è un'idea interessante, perché B5 è interessante, si scaccia il cavallo, dopo cavallo E3 il nero magari attiva il suo alfiere, qua il cavallo mantiene la difesa di C6, l'alfiere è ben coordinato con i propri pedoni, poi magari addirittura il nero potrebbe giocare F5, perché F5? Perché sembra strano, si vuole aprire la direi, sembra che il bianco possa crearsi un pedone passato, ma in questo caso il nero potrebbe spingere i suoi pedoni, che sono uniti, controllano tutte queste caselle, donna E6, e il nero potrebbe creare un blocco sulle case bianche, questi pedoni potrebbero essere bloccati e questi pedoni potrebbero essere molto forti. La posizione sarebbe complessa, chance per entrambi. In partita invece è stata giocata alfiere per C4. Dopo alfiere per C4, torre per C4, bianco secondo me sta un pochino meglio,
e torna in C1, ecco qua probabilmente Ghiri commette un errore che forse è già decisivo. Qua forse Nero doveva passare o mettere la torre in E8, la donna in E6, che gioca donna a 7. Donna a 7 attacca il pedone in D4, probabilmente il nero si dimentica di un dettaglio importante. Il pedone può avanzare D5, due punti esclamativi. Perché? Perché sembra che nero possa prendere in D5, creare un pedone isolato, attaccarlo, ma il punto è che c per D5 non è possibile, perché c per D5 perderebbe per torre C7 con attacco doppio. Penso che questo è ciò che si è perso a Nishigiri. Donna 7 si espone a questo, la torre è difesa dalla donna, bianco vince, la donna è attaccata e il cavallo è attaccato, quindi no, la donna non può difendere il cavallo perché in C5 sarebbe imprese, quindi il bianco guadagna un pezzo e la partita in questa posizione. Per questo D5 non è possibile, però cioè per questo C per D5 non è possibile, però allora il bianco vince. Perché? Perché vuole o prendere in C6 o spingere in D6 creando un pedone passato, allontanando il cavallo dalla difesa di C6, la posizione nera collassa. Il nero ha giocato C5, ora donna E3, ora si attacca il pedone in C5, se tale pedone cade è finita. In caso di torre C8 il bianco avrebbe potuto vincere probabilmente con D6, cavallo via, e ora per esempio si poteva giocare magari anche D7 e poi prendere in C5, no? Ed è davvero la fine. E un'altra idea poteva anche essere alfiere H3 volendo, perché così si allontana subito su torre C7 D6 forchetta, vincendo, su torre da qualche altra parte il pedone in C5 cade. Il pedone in C5 qua, dopo donna E3 non può nemmeno avanzare in C4 perché è inchiodata, davvero sfortunata la posizione della donna in A7. Quindi, dopo donna E3, qua Nishigiri ha giocato cavallo G6 per il pedone caduto, e qua uno può essere forte tutto quello che vuole, ma un pedone è un pedone, soprattutto se è passato. B5 è anche debole, qua il bianco ha dimostrato una grandissima tecnica, ormai il vantaggio è incolmabile. Donna A6, donna C6, la semplificazione, come diciamo anche qua sempre su matto scacco, quando uno ha vantaggio di materiale deve cambiare i pezzi. Donna 7, donna C5, ripetendo 2 volte per raggiungere la 40esima dove si assegna del tempo, e ora alfiere H3. Mossa 40, ora al bianco penso che vengono dati altri minuti. Il nero prova cavallo F4, ma ormai è finita, l'alfiere in F5 si attiva, il cavallo in F4 non è stabile, potrà venire attaccato. G6 e a questo punto D6 fortissima. Qual è il punto? È che ormai questo pedone è forte, su G per F5 che non è stata giocata potrebbe seguire donna per F5, si attacca il cavallo, si attacca anche F6 e c'è un attacco imparabile per esempio su cavallo I2 che attacca la torre, il bianco vince donna per F6, scacco al re, su torre G7 cade la torre, su re H7 torre C7 e matto in poche, no? Il nero può parare con tutte le torri ma poi prende matto. Quindi qua su G per F5, donna per F5, il bianco vincerebbe. Si può difendere F6 per non prendere subito matto, ma allora si prende il cavallo e il bianco vince. Più pedoni, il re nero esposto, il bianco vince per il materiale per l'attacco. In partita il nero non ha preso il pezzo e ha giocato invece donna 8, creando un attacco raggi X contro E4 contro il re bianco. Questi giocatori le provano di tutto prima di arrendersi, però il bianco continua a giocare in modo impeccabile. Donna di 4 punto esclamativo, attaccando F6, G per F5 perde sempre per donna per F6, re H7 perde per torre C7 con matto in poche, tempo di perdere tutte le torri e si perde. E su torre G7 qua il bianco avrebbe vinto ancora, per esempio con donna per H6, scacco, su torre H7 cade il cavallo e alla fine il bianco vince la partita completamente vinta qua. Il nero è vero che può prendere in E4 con la donna o con il pedone e magari il nero ha minacce di scoperta, però ok, ovviamente arriva prima il bianco, no? Che già da matto, torre G7, donna per G7 e il bianco vince la partita. Quindi dopo donna D4, torre G7, il nero si anticipa, ma donna per F6. La stessa linea che dicevamo prima. A notare che su re G7 il bianco vince giocando torre C7 scacco, il re va via, poi si prende F6 e si vince. Quindi qua, dopo donna D4, torre G7, qua donna per F6, e a questo punto G per F5 perde per donna per H6 scacco, con attacco contro il re e il cavallo,
Su re h7 il bianco adesso vince, come vince per esempio con alfiere g4. Perché questo pedone è fortissimo, si attacca il cavallo, e è vero che c'è donna per e4, ma poi segue f3. E il problema di donna per e4, f3 è che il cavallo non può essere difeso, perché tipo su donna e2 che minaccia matto il cavallo rimane in presa e la donna da sola non attacca a nulla e il bianco vince. Quindi qua dopo alfiere g4, giri, tenta di nuovo il tutto e per tutto ma in modo insufficiente. Qua gioca torre f8, ma qua il bianco gioca donna e5, ora difende anche 4. Ora se la torre in e7 non può andare, se la torre va in e8 cade f4, tipo su torre e8 cade f4, su torre per e4 potrebbe seguire donna f3 parando l'attacco a raggi x, anche alfiere f3, perché su torre per f4 alfiere per 8 cambia le donne e vince. Quindi qua dopo donna e5 è stata giocata h5, il bianco gioca torre c7, punto esclamativo, non perde tempo a difendere l'alfiere, mossa bellissima, su h per g4 segue donna per g7 matto. Su torre per c7 cosa seguirebbe? Seguirebbe d per c7 e su h per g4 il bianco vince. Come vince il bianco? Il bianco vince per esempio con torre d8, due punti esclamativi, si promuove. Il punto è che su torre per d8 cosa segue? Donna e7 scacco, difendendo d8 con tempo, e qua su c per d8 si vince. Due donne, non ci sono scacchi, sono per e4, donna per e4, se si cambiano le donne il bianco ha una torre in più, ha una donna in più. Se non si cambiano le donne si cercano complicazioni, il bianco da subito matto usando le due donne. Bellissima qua, la mossa giocata dal bianco, torre c7 per promuovere. Il nero prova torre f7, a questo punto presa, e d7, la forza della semplificazione, si vuole andare a donna. Su h per g4 la promozione vince, donna d8, donna e8, e il nero abbandonato, perché ha abbandonato su donna per e8, di per e8, su torre f8, come vince il bianco avrebbe vinto con punto esclamativo donna per f8, sacrifica momentaneamente la donna per riprenderla. Anche provare a ridurre lo svantaggio di materiale in questo modo, catturando poi l'alfiere, avrebbe portato alla sconfitta, perché il bianco con la qualità in più avrebbe sicuramente vinto. Una partita secondo me fantastica, una partita bellissima, ci fa vedere ancora una volta come in questi tornei mettersi in gioco per i giocatori d'elite sia molto molto pericoloso. Abbiamo visto che già Carlsen ha perso e in parte anche distratto dall'orologio dell'avversario, diceva, perché sembra che, perché anche il regolamento quindi è diverso, sembra che nei tornei dell'elite non siano permessi i giocatori. In questo torneo l'arbitro gli ha detto, nei tornei dell'elite non sono permessi gli orologi, in questo torneo l'arbitro gli aveva detto che si sono permessi, quindi anche le regole, no, sono un po' diverse in questi tornei open e nei tornei dei top mondiali, quindi ne vedremo ancora delle belle prima che finiscano il Quartermasters e vediamo se ci saranno delle altre partite interessanti, se qualche comune mortale riuscirà a ottenere qualche scarpo di qualche giocatore d'elite o se forse giocatori come Carlsen o Nakamura riusciranno a vincere il torneo. Vedremo.